festa dei marroni di Combai è l'appuntamento più atteso della stagione autunnale nel comune di Miane. È una manifestazione che grazie alla Pro Loco e a tutta la comunità di Combai va avanti ormai da 81 anni. È tanto attesa da tutti noi perché porta tante persone, fa molto movimento e ci fa sì insomma di poter degustare questa prelibatezza del nostro territorio. È un prodotto che dà identità, basti pensare che tutta la vallata che va da Cordignano a Segusino produce il marrone di Combai e quindi è un nostro simbolo di identità, come lo è il nostro Valdobbiadene di OCG, lo è anche il marrone IGP. Volevo ringraziare tutti quanti i volontari e tutta quanta la comunità di Combai che in questo mese si dà da fare per portare avanti questa festa e per farci degustare questo prezioso prodotto. È un'emozione inaugurare questa mostra, anche perché è la più importante che facciamo a Combai, dura 16 giorni, è un impegno notevole per tutti noi volontari, ma grazie a tutti i combaiotti e ai miei consiglieri speriamo di riuscire anche quest'anno a terminare in bellezza questa edizione. Negli anni ci siamo un po' specializzati in queste attività che riguardano creare delle passeggiate per i nostri visitatori. Combai offre ovviamente dei sentieri, dei percorsi e quindi abbiamo delle passeggiate anche a tema, la passeggiata geologica, la passeggiata con raccolte in marroni, passeggiate naturalistiche e sono molto apprezzate, quindi proseguiamo in questa direzione. E un'altra caratteristica che ha la nostra festa è di presentare solo ed esclusivamente prodotti e piatti a base di marroni. Non abbiamo tanti piatti, ma tutti i piatti che presentiamo hanno il marrone come ingrediente principale.